Oggi al Tribunale c'è stato il rinvio di un'altra ulteriore udienza perché si è ritenuto opportuno un approfondimento ulteriore. Noi abbiamo mandato la documentazione che siamo riusciti ad elaborare relativamente alla qualità anche da un punto di vista botanico, faunistico delle grave, e dall'altra parte una visione critica del progetto da un punto di vista più tecnico. Nuova documentazione, ulteriore rinvio. Il Tribunale Superiore delle Acque di Roma tornerà ad aggiornarsi il 27 settembre. Insomma, non c'è ancora un verdetto definitivo sul braccio di ferro che vede contrapposti il Comune di Crocetta, supportato da altre 7 amministrazioni del Montello, e la Regione del Veneto. Il progetto è quello ormai noto di una cassa di espansione sulle grave di Ciano. Il dossier del Comune, realizzato da una commissione di esperti, si focalizza sulle specificità del luogo. Abbiamo valorizzato, abbiamo messo in evidenza quella che è la veramente straordinaria particolarità dal punto di vista botanico del sito delle Grave di Ciano, che hanno specie che si ritrovano solo nelle steppe russe, e l'estrema variabilità di quel luogo. È un portafoglio di biodiversità e l'unico posto dove rimangono ancora i prati aridi, praticamente in Veneto. Questioni ambientali, ma anche, forse soprattutto, tecniche. La pericolosità del posizionamento della cassa lì, e quindi abbiamo dato un approfondimento critico nei confronti del progetto in sé. Io spero che ci sia la scelta di tutelare il territorio e di capire che magari ci possono essere soluzioni ben diverse e meno impattanti e che non mettono a repentaglio un'area così grande come è tutta l'area che circonda le Grave di Ciano, che in realtà sono 7-8 comuni.